Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato in questo nuovo video su Clash of Clans. Ragazzi, oggi voglio farvi vedere le mie tecniche d'attacco preferite su questo gioco. Allora, una piccola parentesi su questo gioco qua. Allora ragazzi, io ci gioco praticamente da praticamente quando è uscito, e in questi anni di gioco ho visto questo gioco nascere. Ragazzi, questo gioco è più di un gioco, è quasi come dire la vostra seconda ragazza, perché questo gioco qua ti fa incazzare esattamente tanto quanto la vostra ragazza. Vabbè, a parte scherzi, naturalmente stavo scherzando. Ragazzi, allora partiamo. La prima tecnica che vi farò vedere è una classicissima Go Wee Wee, ma è un po' particolare in quanto ha 3 pozioni di salto e uso pochissimo spacco amore. Praticamente me ne sono portati 4 solamente per pararmi sedere se qualora dovessi sbagliare. Ragazzi, sono tentato di fare le 3 stelle. È da tantissimo che non utilizzo questa tecnica d'attacco, speriamo bene. Allora, innanzitutto bisogna mettere le pozioni salto in posizioni strategiche. E naturalmente c'è lo stronzo fuori che non poteva non esserci, insomma. Allora, Maghetti si pulisce tutta la zona e aspettiamo, vediamo se riesce a entrare. Se non riesce a entrare, mettiamo noi un po' di spaccacocomari. Eroe, ragazzi, mamma mia, ci penetra. Speriamo di aver beccato anche la seconda linea di mura. Ok, mettiamo a fureggiamento un gelatino ora, un bel gelatino, un terramoncino. Che cazzo, non ho preso sto uccello? No, ok. Dai, King, prendi. Zio buono. Farmi questo. Non so più giocare, ragazzi. Sono una pippa assurda. Zio mio onnipotente, dammi tu la forza per non farmi incazzare. Dammi te la forza per non farmi incazzare. Ragazzi, anche se ha girato praticamente tutto, forse riusciamo anche a fare la terza stella. Non solo le streghe, che sono rimaste veramente tantissime. Ok, forse riusciamo a fare anche 3 stelle sciale. Ok, regina, non devi girare, basta girare. Ok, qua c'ho i maghetti con le streghe stronze. Raga, 3 stelle scialla anche se gli eroi hanno girato. Vabbè ragazzi, questo era un attacco molto facile. E ora andiamo sull'altra tecnica d'attacco, che secondo me è la più forte in assoluto su Clash of Clans in rapporto costo e efficienza. Eccomi qua ragazzi, finalmente anche l'altro esercito è pronto. Allora, molti armi incontro truppe per coppe o per war. Ragazzi, io invece smentirò questa leggenda metropolitana, perché io ho utilizzato barbari e arcieri. Non so se vi ricordate, nella mia ultima scalata e sono arrivato fino a Titano 3 con barbari e arcieri. Insomma, un piccolo spoiler per la prossima scalata. Se questo video arriva a 15.000 like, tenterò di arrivare fino a Lega Titano 1 o persino Lega Leggenda con solo barbari e arcieri. Ragazzi, proviamo a distruggere questo tipo qua. Allora, per quanto riguarda le difese è leggermente più scarso rispetto al tipo di prima, però grazie a questo fattore tenteremo la terza stella. Non dico che sarà, anzi non sarà per niente facile fargli la terza stella, ma ci proviamo lo stesso. Allora, zio, dovevo mettermi il golem nel castello, però mi hanno dato maghetti, maledetti. Vabbè, fa lo stesso, tenteremo di far qualcosina anche con i maghetti. Qua naturalmente ci sarà una bomba gigante che mi seccherà tutto, ma ci proviamo lo stesso. Allora, un po' di furieggiacuo. Eroe, salto. Ok, bella, ha fatto saltare la bomba gigante. Perfetto, basta che non mi prenda nessun eroe attualmente. Zio, dai. Allora, rimettiamo una bella furietta qua.
Ok, stanno entrando all'interno, non tanto purtroppo. Zio onnipotente, zio onnipotente, zio onnipotente, stecca queste torre inferno, se no mi incazzo. Dio potente, sì, mi è già morto il re Barbaro e manco me ne sono accorto. Vabbè ragazzi, speriamo di fare un'alta percentuale perché la terza stella mi sa proprio che non riesco. Cioè la seconda stella è stata abbastanza scialla. Ok. La Queen mi muore tra pochissimo. Zio onnipotente, vabbè, fa lo stesso. Come potete vedere ragazzi, sono riuscito a fare praticamente 2 stelle così scialla scialla scialla. C'è da considerare il fatto che le GoWiwi costano veramente un bordello. Invece Barbari e Arcieri sono le truppe base, quelle che costano meno, fatte apposta per fare il farming. Ecco ragazzi, queste sono le 2 tecniche d'attacco che preferisco in assoluto: Barbari, Arcieri e le GoWiwi. Naturalmente in quest'ultimo periodo c'è la moda delle Valkyrie, però a me non piacciono le Valkyrie. Ecco ragazzi, queste sono le 2 tecniche d'attacco da me preferite in assoluto. Sotto nei commenti ditemi quale tecnica d'attacco preferite. Naturalmente c'è da considerare che Barbari e Arcieri mi costano probabilmente, facciamo conto, 2 e GoWiwi mi costano tipo 10. C'è da considerare questo fatto qua perché soprattutto io in scalata utilizzavo tantissimo Barbari e Arcieri per risparmiarmi nero, perché quando mi attaccano mi fottono tutto in nero e quando vado ad attaccare vado a finire tutto in nero. Ragazzi, prima di chiudere questo video vi lancio una sfida. Se questo video arriva almeno a 15.000 like a giugno, i primi giorni di giugno, probabilmente dal 1° giugno fino circa a fine scuola, tenterò di arrivare in Lega Leggenda. Utilizzerò all'incirca una settimana, 8-9 giorni, e vediamo se riesco ad arrivare di nuovo in Lega Leggenda. Insomma, cerchiamo di stabilire un nuovo record in e noi ci vediamo al prossimo video.